Benvenuti a La Taverna Friuli Podcast, il podcast di riferimento sui vini del Friuli Venezia Giulia. Io sono Wayne Young, il vostro host. Ogni settimana ci troviamo qui per chiacchierare in un modo semplice e rilassato con vignaioli e altri personaggi di questa sottovalutata regione di Friuli Venezia Giulia nel nord-est Italia. Salve amici di Vini Friulani, bentornati alla Taverna Friuli Wine. Sono il tuo amico Wayne Young. Questa settimana non un produttore, un gruppo di ragazzi, un gruppo di appassionati degustare in compagnia. Fabrizio Pesutti e Alessio Roman sono i nostri ospiti questa settimana. Parliamo di questo progetto che unisce la passione per vino, per cibo, per olio, per formaggi, per prodotti locali e artigianali, per fare esperienze insieme per capire meglio il territorio. Non solo un gruppo di Friuli Venezia Giulia, ma speriamo anche nel modo nazionale nel prossimo futuro. Lavorano con i bambini, fanno delle lezioni di cucina, come fanno il cibo genuino e salute in casa, invece di solo aprire una confezione e mangiare la roba industriale. Però anche capire l'approccio al vino, capire la storia del vino e cibo e prodotti artigianali qui in Friuli Venezia Giulia. È stato veramente un piacere passare un po' di tempo con una bottiglia di vino e Fabrizio Pesutti e Alessio Roman di degustare in compagnia. Bene, ok. Si può andare avanti. Sono così contento di averci qui un bel sabato pomeriggio insieme con i miei amici Fabrizio e Alessio dal Degustando in Compagnia. E sono veramente intrigato, io sono veramente interessato di questo progetto che state facendo non solo qui in Friuli Venezia Giulia, ma abbiamo cominciato qua, però è una cosa che diventerà ancora più grande. E allora chi vuole cominciare un po' darci un'idea di che cos'è questa organizzazione Degustando insieme? In compagnia, scusami, Degustando in Compagnia. Wayne, grazie dell'opportunità che ci hai dato di essere qui in una meravigliosa giornata primaverile di sole. Assolutamente. Cin cin. Cin cin, anche se con l'acqua. Anche se con l'acqua. Eccoci qua. Si può fare anche Io con sono l'acqua. diventato astemio un paio di mesi fa e degustare in compagnia senza gerundio è un progetto che è ambizioso perché nasce sì in Friuli Venezia Giulia. Quanto tempo fa è venuto fuori questa idea? Allora, il logo attuale è dell'estate del 2024, una grafica trentina, me l'ho realizzato dopo un paio di appuntamenti online di intervista e da allora, che portava semplicemente il mio nome e cognome, non era intitolato Degustare in Compagnia come ora, ho iniziato a realizzare qualche laboratorio. Ok. E potremmo dire da gennaio 2025, sì, quando comunque andai in radio a Canale Italia a Padova, da quella volta lì decisi di donare il logo e cambiare appunto nome in Degustare in Compagnia e renderlo accessibile a tutti, no? Iniziai a coinvolgere delle persone che conoscevo da poco, da tanto, perché ci sono anche persone che mi ispirano fiducia da subito. Sono una persona molto empatica, quindi riesco a capire subito le persone che possono fare il caso di degustare in compagnia. Dopo andremo a spiegare di cosa si tratta. Okay. E quindi al momento siamo 55 persone, siamo più o meno operative nell'organizzazione, c'è una grande parte di back office, di tutto ciò che è appunto sotto la punta dell'iceberg.
La punta dell'iceberg è rappresentata semplicemente dalle locandine che andiamo a realizzare all'interno e che corrispondono a momenti conviviali e di Ok. consapevolezza per bambini, ragazzi, adolescenti, adulti. Ma voglio fare un inciso. Bon, io, Fabrizio Peressutti, nasco come persona curiosa innanzitutto, che per lavoro fa tutt'altro nella vita e che una parte del tempo libero ogni giorno la dedico a cercare, curiosare nel territorio in cui vivo. Io abito a Buttrio. Realtà che mi piace e riesco a promuovere, siano esse individuali o collettive, sia nel mondo dell'educazione che in quello dell'enogastronomia in genere, no? Quindi dal 2015 ho iniziato a organizzare dei momenti conviviali. Ricordo ancora a febbraio la prima visita in una struttura era alla cantina di Edicante, che poi è diventato un amico. Ok. L'allora persona che ci accompagnò si chiama Edi Tappacino e lavora qui vicino da Canus. Certo, È una conosco bene Eddie persona Tappacino, che lavorava a quella volta anche per Edicante. esatto, quella Sì, volta sì. lì ci accompagnò nei gironi dell'inferno di Edi. Ah, ok. E ricordo che poi eravamo in 15, andammo al carnevale lì vicino a Opicina, quindi trascorremmo una giornata tutti assieme, insomma, no? E appunto una delle persone che condivise con me quell'esperienza, che fu la prima appunto che organizzai, è tuttora in Degustare in Compagnia. Oggi non è qui con noi, si chiama Dennis Mareschi ed è il coordinatore di tutto il gruppo. Mm. Quindi è una persona molto importante perché poi in questi 11 anni di promozione sul territorio lui è stato sempre presente in tutte le varie fasi, insomma, E no? dove nasce questa idea di creare qualcosa? Perché noi siamo conosciuti forse con qualche visita in un'azienda. Io ricordo che siamo andati a vedere l'Autro Radicon in Slovenia. Ricordo Esatto. che quello era con te, Sì, sì, che è sì, stato sì. un ragazzo meraviglioso e bellissima Marco, visita. mi ricordo, sì. Esatto, giovanissimo. Sì, è E diventato siamo papà a visti lì. proposito. Da Ah, poco è bene. diventato papà, sì, Ah, sì. bravo, bravo. Sì, Almeno qualcuno. infatti. E dici bene, Wayne è nata da una forte passione mia per il territorio. Da quando sono tornato a 30 anni, adesso ne ho 47, da quando sono tornato a 30 anni in Friuli Venezia Giulia, dopo 12 anni di Veneto, in cui Ok. lavorai appunto nel settore alberghiero e in altre situazioni su Venezia e su Padova, sentivo questa necessità e questa capacità che credo sia innata in me, che è quella di organizzare in maniera molto semplice ma efficace allo stesso tempo dei momenti in cui più persone, più produttori riescono a trovare un proprio punto di incontro, no? Quindi Ok. è facile per me, se pensiamo a un tema, in poco tempo realizzare un'esperienza, no? Mhm. Un paio di ore in Ok. cui condividiamo delle cose e usciamo che siamo imparati, Ok. no? Quindi questo lo facciamo attualmente in tanti mondi. Sono quello dell'olio d'oliva Evo, facendo anche delle condivisioni con la bottiglia non necessariamente aperta, Ok. proprio per dare il giusto peso anche alle degustazioni organolettiche. Abbiamo coinvolto anche il capopanel di Trieste Giacomo Cecotti in questo, una persona autorevole al massimo. Mhm. E poi lo facciamo anche sugli altri prodotti, quindi dai salumi, quindi andiamo a ricercare non solo i norcini, ma andiamo in macelleria, andiamo ad esempio uno dei più buoni che abbiamo in regione, che è un vanto assoluto, è Paolo Rodaro con i suoi Mangalizza. Certo. Abbiamo portato Certo, più certo. volte in degustazione. Per i formaggi, ultimamente ho fatto un corso di assaggiatore formaggi ONAF primo livello e quindi mi si è aperto anche lì un ulteriore mondo di curiosità, no? Mm. Ed è anche la mia passione ed è racchiusa anche nel logo Degustare in Compagnia alla destra, c'è proprio il simbolo del formaggio. Quindi
diciamo che Wayne, questa forte passione di condividere che ho dentro di me, quindi di non starmene a casa, che ecco, è l'unica cosa le sento da mia moglie, certo, perché è proprio così. Però allo stesso tempo di mettere in circolo un'energia di propositività e spero di Ok. positività, che fa sì che le persone creino tra di loro anche contatti Certo. e quindi si creino ulteriori reti di connessioni. Josko Sirka, che è il presidente onorario del nostro gruppo, Subida, lo considero appunto un... Eccolo, bellissima. È qui a Capo Nord, Che uomo. in questa foto Ah, è a Capo Capo Nord, Nord. vedi, con la maglia di Zegra. Esatto. È andato su in moto in una delle È sue molto, ok. uscite. È uno di quei, lui va su con, oh cavolo, con Masarotti e fa parte di quel gruppo lì di Aquila Nera. Guarda, Perché ultimamente mi sembra anche Masarotti da Aquila Nera fa una volta all'anno quel viaggio in moto fino a Capo Nord, se io ricordo bene. sì. Beh, può essere. Figo. Lui comunque cerca sempre delle persone che condividano ovviamente con lui la passione di viaggiare in moto, e andando sempre in posti diversi, probabilmente frequenta un sacco di persone. Ultimamente mi dice che ci sono ormai pochissime persone che riescono a stargli dietro, perché sono tutte o comunque troppo anziane o Sì. sì. Lui invece ha una tempra unica. Qualsiasi cosa ci riesce a trasmettere, comunque lo riconosciamo anche nel maniera di essere visionario in futuro, no? Alcuni consigli che mi ha dato in passato li sto mettendo in pratica e vedo che funzionano. Quindi a Josko Sirk realmente sono grato e lo sarò per sempre, perché è una persona che in Friuli dovrebbe essere insignita di qualche laurea ad honorem riguardo all'ospitalità, innanzitutto, Ok. e alla capacità appunto di fare rete. Lui è uno dei primi che mi ha insegnato già dal 2012, in cui andavo comunque per conto di Maratona Città del Vino, che organizzava Cormons l'Ecomaratona del Collio, a chiedere sponsorizzazione. Lui è stato il primo, assieme alla Leila di Alimentare Tomadin, alla mamma di Nicolas, che si chiama Elena. Ah, quello del... Lei gestiva l'enoteca di esatto, di Cormons, esatto. e fondamentalmente loro tre, assieme alla Gianna, la mamma di Giacomo Brandolin, Antica Ricetta, loro Ok. quattro sono state le prime persone che hanno da subito creduto nel progetto, insomma, neonascente quella volta, che poi si è realizzato. È stato incredibile quello dell'Ecomaratona del Collio, che ha portato un sacco di podisti e persone da tutto il mondo, perché era una manifestazione che coinvolgeva un sacco di nazioni. Ecco, Josko è uno che dice che la base di tutto è essere comunque ospitali nei confronti del mondo e creare il più possibile reti di contatti. In Degustare in Compagnia diciamo che viene facile applicare questi dettami di Josko, e quindi ci sembra tutto spontaneo e così semplice per noi avere poi uno così che fa da garante, Ok. si può dire. Sì, come che mi figura, sì, Così, esatto. tipo il Presidente della Repubblica per le istituzioni. No, è importante questo concetto, perché quando si parla di vino, secondo me una delle cose che è perso recentemente è il concetto di condivisione. Tutti parlano di vino e no, devi bere meno, che stai attento, che l'Unione Europea dice che non devi bere, tutte queste cazzate. E invece la condivisione, il tempo passato insieme è fondamentale e secondo me è molto più importante di pensare del danno che si può fare un bicchiere di vino, invece il bene che si fa quando si sta bene insieme. No? E questo mi è successo già un paio di volte negli ultimi 2 giorni, no? Ieri sera e sera prima. E allora promuovendo questa idea della convivialità, di stare bene insieme, degustare insieme,
Per me è molto molto importante. Voglio dirottare la mia attenzione un attimo a Alessio. Ciao Wayne, grazie Ciao. per l'invito a tutto il nome del team No, vino di grazie. Degustare. Esatto. E infatti volevo chiederti, allora, essendo il team vino, come sei stato coinvolto tu e la tua storia, come sei entrato Allora, dentro io il non progetto? sono un professionista nel mondo vino. No, non importa. Faccio tutt'altro nella vita. Ma Ma cosa fai nella io sono un vita? ingegnere meccanico. Un ingegnere meccanico, ok. E sono sempre stato curioso di capire come funzionano le cose. Come dire, la mia introduzione al vino comunque partiva. Io arrivo dalla periferia di Udine, dal paese, per cui nei paesi il consumo di vino è un po' diverso da quello che è il concetto di consumo di vino in città. Chiaramente In che modo? la Spiegami gente forse questo. beve più quantità che qualità. Ok, invece della città. Invece della città. Ok. Almeno. Questo è quello che ho visto io quando ero più giovane di adesso. Bene. Sono sempre stato curioso anch'io come Fabrizio. Sei, infatti sei- questa anche è una tu cosa sei che originaria di Friuli Io Venezia sono nativo friulano. Nativo friulano. Fabrizio, anche tu sei nativo friulano? Val d'Arzino, Anduins, dove domani mattina Ok. andrò a fare una camminata. Bello, bello. Allora, proprio Friuli Doc, Friuli tutti e due. Ok, e vai avanti Alessio. Nella curiosità di cercare cose nuove, di cercare sapori nuovi, il vino comunque era qua in Friuli è una grossa parte di quella che è la cultura conviviale. Il fatto poi di avvicinarmi alle degustazioni mi ha portato sempre a un maggiore interesse in questa cosa qua. Ok. E dopo, insomma, ci siamo incrociati io e Fabrizio. Infatti adesso stiamo bevendo una bottiglia che ha un significato, perché questa bottiglia l'ho acquistata la prima volta che ho avuto una conversazione con Fabrizio a una degustazione organizzata da Fabrizio. Ok. Per cui adesso Interessante. la scopriamo. Posso fare un'idea? Secondo me sai già cos'è. E anche sicuramente Fabrizio lo sa. Io ho due idee. O deve essere Eddie Keber, Sì. o deve essere forse Parascos, qualcosa No. così. Però sei andato vicino al primo, Sì. perché se siamo proprio dall'altra parte della strada. Ok. Zegla. Ecco. Bello. Qua è uno bello, Zegla bello. 2017 di Renato Keber, Renato Keber. Ok. che io chiamo ancora Tokai. Esatto. Io chiamo ancora Tokai, vi mostro questa cosa qua. Ho visto questo, che è I'll never che call è molto Tokai importante. friulano, bello. Ci piace chiamarlo Molto così. bello. Devo dire che questo è il mio parere onesto, diretto, perché non mi piace dire cazzate. L'inizio, il naso mi ha intrigato tantissimo, però questo livello di volatile per me non è proprio il massimo. In bocca viene fuori questo VA, questa sensazione, adesso anche sul naso che sta venendo fuori. È l'unica cosa che per me è, non voglio dire inaccettabile, però è un gran difetto. Per me, questo è il mio gusto. Ovviamente per la persona che ha messo, e io ho tantissimo stima per Renato Keber, infatti Teresa è stato anche un ospite su questa cosa. Per me questo è difficile, questa cosa, sì, questo difetto da volatile. Però il naso è molto bello. Sì, viene fuori questo carattere del friulano. Allora, Ho scelto anche questo lo vino bevo perché- comunque. Perché questo vino rappresenta quello che è l'attesa, perché è un vino che esce dopo più di 5 anni sul mercato e Mhm. bisogna aspettare perché le cose siano pronte. Quindi questa era un po' anche la scelta, oltre all'esperienza personale che ha fatto incrociare me e Fabrizio. Dove eravamo rimasti? La tua curiosità è come hai conosciuto Fabrizio? Ci siamo conosciuti formalmente proprio lì proprio a questa a degustazione Renato qui. Keber. Ok. Quindi ho comprato le bottiglie e abbiamo detto aspetta che facciamo una sorpresa. Mhm. E io vado in giro per degustazioni da solo, mi piace ritrovarmi Ma con delle persone sconosciute. e Noi parlare. siamo conosciuti lì da Rocky di Ciala, mi pare, no? Prima Forse volta. anche prima, Anche forse prima? a un Pignolo Day. Potrebbe essere Potrebbe il essere Pignolo un Day Pignolo l'anno Day. scorso. Pignolo Day o l'anno scorso? Sì, forse l'anno scorso. Spiegami allora il tuo ruolo e come voi avete messo insieme le vostre forze per portare avanti il progetto per quanto riguarda il vino, ovviamente. Io ho partecipato a qualche degustazione organizzata da Fabrizio o comunque da altri del team vino e dopo Fabrizio, essendo un abile
talent scout, mi ha detto ma perché non vieni a far parte, sei appassionato, ti piace, e dopo un po' ho dovuto cedere alle sue advance. Ed eccoci qui. Eccoci qui. E che se, allora abbiamo parlato con Fabrizio di questa idea di trovare questi piccoli gioielli e promuovere forse quelli che non vengono promossi nel modo giusto. Allora, ma anche quelli che non hanno, che non sanno che possono promuoversi. Ok. Puoi darmi un esempio di uno di queste Allora, aziende? per esempio, Allora, un produttore, un produttrice che secondo te allora, deve essere scoperto e tu hai un particolare passione per promuovere o per aiutare a la promuovere. penultima degustazione siamo stati da un produttore di Cividale che si trova in una zona di Cividale che è fuori dal contesto, proprio dalla DOC Colli Orientali, quindi è nella parte inferiore, a Gruppignano. A dove? A Gruppignano. Si chiama Elio Vini. Ok, conosco Elio Vini. Ok, non sono mai stato, ma conosco. Sono 3 ettari. Ok. Sono 10.000 bottiglie, di cui una parte anche di spumanti, per cui leva gli spumanti, quindi sono pochissime bottiglie. Lavorano con vecchi cloni, vecchissimi cloni. C'era una vite di Friulano che aveva 90 anni, un albero praticamente. Ok, bello. E lavorano tutto a mano, torchiano a mano. Wow, La mano. cantina sarà un terzo di questa stanza, con Dai. baricole, vasche. Quindi tu vedi che queste persone qua lo fanno per scelta questo lavoro. Sì. E comunque lavorano in modo biologico, pulito, e ti danno dei prodotti che rispecchiano quello che fanno e il territorio in cui lo fanno. Ok. Io a diversi, non so quando, dove era, ma diverse serate che ho assaggiato anche i vini di Elio Vini. In uno di quei posti che ho sempre promesso di andare a vedere, a visitare e non sono mai andato. Allora forse tramite questo il prossimo contatto sarà con Elio Vini. E allora non è solo vino, no? Stiamo parlando, come hai detto tu, formaggio. Perché ovviamente questo approccio ai bambini, ai adolescenti con il vino è un po' difficile. Però come possiamo utilizzare questi momenti di condivisione per educare persone giovani di mangiare e bere bene? Ad esempio, io appunto per 10 ore a settimana insegno ad una scuola superiore a Udine, a un istituto tecnico in cui mi riconosco come educatore ancora prima che come docente, e a volte partecipo anche a momenti di condivisione, ad esempio 18esimi in cui i ragazzi mi invitano, piuttosto che a viaggi di istruzione. Sono tornato da Napoli un mese fa, dopo 4 giorni. Ok. E mi accorgo che ragazzi di 17, 18, 19, 20 anni hanno bisogno di un sacco di informazioni di vita vera, di provare esperienze che creino appunto quelle soft skills, quelle abilità che sono necessarie per affrontare al meglio una volta fuori dal mondo della scuola, che è comunque un mondo ovattato, una bolla, protetto, tutto quello che ci possiamo dire e mettere, per arrangiarsi da soli. Ok. Quando chiedo loro cosa mangi a pranzo, cosa ti fai da mangiare, non c'è nessuno che mi dice qualche cosa che realmente può dire ok, mi faccio una carbonara. No, nessuno. Pasta all'olio, bistecchina, così, delle cose estremamente semplici. Noi di Degustare in Compagnia adesso abbiamo in progetto, in programma, tramite dei cuochi che sono nel gruppo Degustare in Compagnia, di proporre anche questo tipo di laboratori. Bello. Quindi crearsi il bun da soli, poi l'hamburger veg di trota con le aziende agricole che abbiamo sul territorio, di carne, prepararsi da soli le salse, piuttosto che di sapere che è nata da poco un'associazione di barman
FVG. Ok. E ho avuto la fortuna di conoscerli questa settimana. Loro hanno dato piena disponibilità per organizzare dei laboratori per creare anche agli adolescenti consapevolezza, ovviamente analcolici, Certo. ma vedo che anche nel mondo della mixologist c'è parecchia pressapochismo per i ragazzi. Quando si trovano e fanno i cocktail da soli, li fanno dal mio punto di vista senza avere una reale conoscenza degli alcolici piuttosto che delle sostanze che ci mettono dentro. Quindi nel gruppo c'è anche un nutrizionista famosissimo che ha quasi 1.800.000, Sì, mi ti hai dicevo. accennato, sì, Raffaele sì. Scarabelli è Esatto. un mito anche a scuola lì che insegna come me part-time allo Zanon per gli adolescenti perché insomma Questo è importante. sì. Questo è importante perché sì, come hai detto tu, quello che si può praticamente, il concetto che i ragazzi non sanno cucinare. Non sanno cucinare, possono bollire un po' di acqua per fare una pasta, dopo si mette sopra qualcosa, ma io personalmente non sono un grandissimo cuoco, però con il tempo, soprattutto con la pandemia, ho imparato come fare dei piatti. E allora, secondo me, è fondamentale di capire come si nutrirsi, non solo come cucinare, però non usare troppo olio, non usare troppo grassi, mangiare tante verdure, tutte queste cose che secondo me sono importanti anche per la salute. E questo approccio mi piace anche tantissimo di educare sui alcolici, sul vino, sui cocktail. In questo modo per me diventa meno attraente quando si arriva a 16-17 anni e dopo vuoi andare a sbronzarsi, esatto. In questo no, lo bevi, lo gusti e lo degusti queste cose e non è una cosa per farti fuori dalla testa. Molto bello, molto importante anche questo. Molto molto bello. Per Molto bello. le fasce d'età invece più piccoline, quindi io ho due Sì, figlie, no una di cocktail per 7, le no, ragazze di 6 no. anni. Ho abbiamo iniziato a fare dei laboratori anche di panificio, pasticceria, siamo andati a cercare ceramiste e altre figure che potessero dare nel tempo poi delle esperienze pratiche, perché sono sempre partito da questo concetto. Quando ero io piccolo e frequentavo il Grest o laboratori in cui mia mamma mi faceva tranquillamente andare e assieme magari a persone adulte che non conoscevo generalmente. Ho sempre portato a casa un ricordo che tuttora riesco a rievocare, no? Quindi è un ricordo vivo legato al fare qualche cosa. Credo che far fare sia un'esperienza che rimane per sempre, a differenza di vedere come al solito, di sentire, insomma. Quindi da quando appunto sono diventato papà ho sempre pensato di coinvolgere dei bambini anche nei laboratori pratici di solito li facciamo il sabato pomeriggio perché dal lunedì al venerdì ormai i bambini hanno un sacco di attività post scolastiche, no? Allo stesso tempo l'educatore Alberto Buiatti è il referente per i bambini e i ragazzi per gli educatori del gruppo e lui si focalizza particolarmente sul mondo delle emozioni. Spiegami un po' più di questo, perché il concetto è molto bello, però sì, mi serve un po' più informazione su questa Sì. idea di sviluppare. Allora, se piacere comunque c'è Più concreto. Alberto Buiatti è una persona che è disponibilissima e tiene sul territorio sia nel mondo della scuola che nel mondo sportivo un sacco di appuntamenti, no? Anche solo conoscitivi. Si parte dal presupposto che sì, siamo tutti uguali, quindi se internamente ci chiediamo, non facendoci una domanda aperta come è andata oggi, ma ti faccio questa domanda adesso a te, Wayne. A me, ok. Come ti senti? In questo momento? Quindi è una domanda aperta. Ok. Allora, quando uno ti pone una domanda del genere, vai a toccare un'intelligenza che si chiama intelligenza limbica, Ok. che è quella che si occupa delle sensazioni. Ok. Le sensazioni appunto sono fatte da emozioni più i pensieri. Ok.
ad una domanda aperta di questo tipo, con i bambini in genere, ci si aiuta con dei descrittori o degli aggettivi. E buttando l'occhio uno si ricorda di chiedersi da solo Mhm. come ti senti. Come ti senti? È un Ok. momento che ti prendi per te per analizzarti un Mhm. attimo. Però Ok. adesso devi in qualche modo, perché Sì. adesso mi sono perso un Sì, po'. scusami. Come si collega Sì. tutti questi concetti, che Sì. secondo me sono validi e molto interessanti, con quello che state facendo? Allora, questo è un laboratorio di degustare in compagnia che Alberto propone per chi vuole. Ok, allora, se io ho capito bene, no, stiamo parlando di una gamma molto ampia di attività, Amplissima. amplissima, che cade sotto il progetto Sì, di degustare in compagnia. esatto. Allora, non è solo cibo No. e vino o salumi o qualcosa, però allora, quando abbiamo parlato sul telefono l'altro giorno, tu hai detto che è un po', cosa mi hai definito? È stata una cosa, fai da te? Forse mi ha detto, che cos'era l'idea? Di praticamente sotto questo ombrello Sì. tu puoi creare il tipo di incontro che vuoi e Ah, lo certo. usi proprio il format per promuovere Certo, queste certo. cose. Ok, spiegami un Perché po' più comunque questo concetto. l'obiettivo che ci siamo dati per il 2026 è quello di essere presenti come persone operative in tutte le regioni d'Italia. Perché partiamo da questo concetto, ognuno di noi è in grado di selezionare almeno una persona in un anno, Ok, quello che diciamo, no? Una volta all'anno creare un laboratorio, un'esperienza, un momento di condivisione per far conoscere una persona che seleziono, che voglio selezionare. ok. Quindi Come ha mi detto prima, un tipo interessa, di talent scout, giusto? esatto, Ok. mi interessa in questo momento, non so, il mondo della musica. Benissimo, mi giro attorno a 360 gradi, trovo un musicista di un genere che mi piace Mhm. e chiedo, vorresti farti conoscere? Benissimo, noi possiamo darti gratuitamente, perché è no profit Mhm. l'organizzazione, questa possibilità. Hai piacere di farlo? Se sì, si va avanti, quindi definiamo la data e dalla data si parte Ok. nell'organizzazione. Ci vuole di solito un mesetto perché fra appunto creazione della locandina e tempi che si iscrivono le persone, di solito sono tutti comunque momenti a numero chiuso e ovviamente il professionista, la persona che si vuole far conoscere, deve dare anche un prezzo alla propria esperienza. Ok. È giusto che se li prenda tutti quei soldini. Si crea l'esperienza sartoriale fatta Ok. di solito si va incontro comunque alla bassa stagionalità. Quindi quando uno lavora di meno, ovviamente, non si Mm. va a caricare un professionista come un Quando è, sì, ristorante quando esatto, quando sì, è la sala non piena. avrebbe senso. Esatto, esatto. Ah, ok. E allora mi piace questa idea che è un tipo di format, è quasi un ente di promozione che adesso si trova solo in Friuli Venezia Giulia. Il cuore, Però l'idea è di... sì, il cuore pulsante infatti siamo noi che siamo partiti Mm, e appunto siamo ad ora più di 50, ma sicuramente arriveremo a un centinaio a breve perché vorremmo mettere vicino un sacco di altri servizi legati proprio all'organizzazione vera e propria. ok, Quindi, per esempio? per esempio, un turista che viene da fuori Ok, e che necessita di una esperienza sartoriale, quindi di non so, una gita in barca fatta ok, come vuole lui. E dopo ti racconto, se vuoi, come ho pensato a tutto questo, Cioè, perché ha tutto un significato. E dobbiamo metterci dentro tutte le guide del caso, quindi colui che ok, lo accompagna in barca, colui certo. che fa sì, qualsiasi NCC per portarlo in macchina, Mhm. sì, ci sono un sacco di persone che
potrebbero ancora essere Allora, per interessate a dare questo entrare. servizio proprio tagliato in un modo diretto di ok, vuoi andare lì, possiamo portarti là. Vuoi fare un'esperienza lì? Ok, vuoi assaggiare i formaggi? Possiamo andare là. Sì, sì. Vuoi andare a vedere, non lo so, un mercato di pesce? Ti porto lì. Allora tu hai tutti questi, diciamo, esperti Sì. che sanno come creare queste Sì. esperienze. Bene. E tu hai detto che è no profit. È l'organizzazione no profit, L'organizzazione no quello che profit, facciamo ok. noi. E mi ispirai in tutto ciò da una coppia di ragazzi Mhm. che fanno i maestri da sci d'inverno e poi durante il resto dell'anno portano in giro le persone, Ok. che conobbi circa nel 2015 in Alta Badia. Loro tuttora accompagnano in giro per tutto il mondo Mhm. persone in maniera proprio esclusiva, cioè possono permettersi di creare in base a tutte le esigenze del caso delle giornate. Ok. Cioè, non ci rivolgiamo a persone che possono permettersi tutto come Ok. fanno loro, ci rivolgiamo a comunque persone che nel giusto come prezzo possono permettersi esperienze di consapevolezza. Per ora quasi tutti sono ospiti che abbiamo, sono persone del territorio, non abbiamo mai avuto, se non rarissime occasioni, persone che vengono da fuori, ma l'ambizione è anche quella, insomma, no? Mm. Di proporci eventualmente a qualche amico ristoratore o albergatore sulla costa o Mhm. così, insomma, quello che ci sarà. Ok. E ripeto, come dicevi tu, no profit. No profit, ok. Ah, Ok. Cosa sta per avvenire? Che eventi stanno arrivando in questa stagione? Adesso che è cominciata la bella stagione, allora io assumo che arriverà qualche evento nei prossimi mesi. Allora posso darci un'idea di cosa avete Sì. programmato per il prossimo futuro? Allora, ci sono delle collaborazioni in essere, come forse saprai, con Matteo Bellotto, in Mhm. particolare con Città del Vino, che ormai sta volgendo al termine la rassegna Abbinalo tu, nella quale abbiamo partecipato con incarico, sempre gratuito noi, e abbiamo portato ad ogni serata 3 diversi produttori di solito un panificatore, Mhm. visto la passione per i formaggi, non potevo che Ma certo. è un produttore di formaggi, e uno che o era carne o era pesce, come si suol dire, no? Quindi o salumi o formaggi, sì, o pesci, Ok. ma di ricercati. Ok. E quindi il prossimo appuntamento è l'8° a San Quirino, settimana prossima di giovedì. Ok. Dopodiché E che stiamo cos'è il tema di questo incontro? a Matteo Bellotto e Città del Vino hanno pensato i vini sono autoctoni, ogni Ok. volta li sceglie Matteo, sono bottiglie coperte, quindi non si sa né di chi sono né di che varietale sono, Bello. e noi ci mettiamo 18, perché ogni vino si può assaggiare con lo stesso tipo di proposta gastronomica, 18 piccoli assaggini, Mhm. che alla fine poi con la sorpresa finale uno va anche a casa, insomma, oltre che aver mangiato di qualità e bevuto anche appagato nel senso della sazietà, no? È un vero e proprio cena, insomma. Ok. Questo sarà l'ultima ottava, poi ci sarà a Udine il finale, il gran finale a maggio. A maggio noi abbiamo in programma l'11, che è un lunedì, una bellissima esperienza di foraging. Bello. Saremo ospiti del conte Attimis di Butrio Maniago, sai, Mhm. è il palazzo su in piazza a Maniago. E uno del Sì. gruppo, uno qualsiasi del gruppo Degustare in Compagnia, che è referente dei cuochi, è semplicemente il 3 stelle Stella Verde Mauro Siega di Brunico, che lui è originario di Maniago, Ok. e ha dato la sua disponibilità per un paio di eventi.
il primo appunto a casa sua, quindi Figo. sì, molto, molto interessante. Lui è Allora appassionato. praticamente fai un giro, trova delle cose e dopo torna a casa sua a cucinarle, prepararle. Allora, lui non sarà direttamente lui a cucinarle, ma assieme a lui si andrà a fare foraging Ok. alle 16:30, alle 16, scusa, fino alle 17:30 sotto il castello, sotto i ruderi del castello di Maniago. Mhm. Dopodiché i nuovi gestori del ristorante Marco Polo, di proprietà del Conte, lei orientale, non mi ricordo di che nazione, lui di qua, si chiama Amarone, cucineranno erbe spontanee e faranno un percorso di degustazione abbinato ai vini del Conde d'Atti di Miss Bello. di Buttrio. E quando è questo? È lunedì 11 maggio. Lunedì 11 maggio. Sì, Molto sì, bello. sì, sì. Assieme appunto, per legarmi ormai a Mauro Siega, faremo un altro lunedì, il 22 di giugno, la presentazione del fermentato, quindi analcolico, di Barbabettola Bianca Feral, quindi Trentino, in Friuli Venezia Giulia, la sesta botanica che hanno fatto loro dell'Atelier Mesmer. Anzi su a Moruzza, perché si va in collina da Max Noacco al Tiglio Veg, Ok. con delle proposte abbinate legate al mondo veg, insomma. Esatto. Quindi anche quello sarà un bel momento che Mauro ci darà una mano come membro del gruppo Degustare in Compagnia. Ok. E lui lo farà anche gratuitamente, appunto nell'ottica appunto di essere coerenti con quello che è il principio, no? Cioè chiunque, guarda, adesso faccio un inciso. Io ho conosciuto Alessio sì, per le degustazioni in cantina, però non mi sarei mai aspettato una passione tale a organizzare delle cose che ovviamente io sono completamente negato a livello di back office, a livello di processi, di ottimizzazioni, di utilizzo di cose, di programmi, tra lui, la segretaria del gruppo che non c'è neanche lei oggi, Dennis, per ora stanno facendo un sacco di cose che è lo zoccolo duro, la base È dell'iceberg. importantissimo Mamma questo. mia, è incredibile, Sì. è incredibile. E per te, Alessio, cosa vuoi fare? Cosa sarebbe un sogno, un'idea, un concetto che per te vuoi fare nel futuro tramite il gruppo di Degustare insieme? Allora, sicuramente è un po' un'idea comune, E quella Degustare in compagnia, di scusa. far convergere tutte le realtà enogastronomiche, non solo, in eventi comuni. Nel senso, un ristorante ci ospita, Ok. portiamo salumi, formaggi, vino, di tutte le realtà con cui abbiamo già collaborato e creiamo un percorso insieme con tutti i prodotti in modo da portare avanti un discorso proprio di condivisione, ma non solo tra le persone, ma anche tra i produttori, di far rete ai produttori. Perché magari scopre delle realtà di eccellenza in campi diversi, per esempio lasciamo stare Rodaro che comunque produce vini eccellenti e anche salumi eccellenti, ma è un caso praticamente unico. Però magari hai un produttore di vino che magari a 3 km ha un produttore di formaggio, non lo sa. E non sa, esatto. Ok. Quindi questo concetto di condivisione e di creare rete. Esatto, portare insieme. No, perché tutto va in un unico scopo, no? Portare le persone vicino, fargli vivere un'esperienza. La mia visione che vedo adesso, e correggimi se sbaglio, un tipo di fiera praticamente, dove si mette insieme diversi... Potrebbe anche essere un evento in cui... Ma non una fiera come i Vinitoli dove ci sono dei stand o tavoli, no? Deve essere una cosa piacevole. Lenta. Deve essere tutto lento, no? Esatto. Vi interrompo un attimo dicendovi che una del gruppo, che è Aseni di Manuta, la Deborah Valent, ha proposto appunto a settembre-ottobre di trovarci tutte le attività che vogliono partecipare a fare una fiera di questo tipo, no? In maniera spontanea, senza alcun tipo di pubblicità neanche, no? Quasi, cioè chi vuole partecipa, ognuno espone quello che fa e produce. Bello. Sì. Secondo me questa è una bella cosa, è messo in un contesto slow, come l'hai detto tu,
invece di essere, ok, dobbiamo prendere 10 token, ci sono dei tavoli, vai in giro, deve assaggiare uno lì, uno... No, rilassato, una cosa, non lo so, io vedo un contesto più naturale, qualcosa così, in questo modo è una cosa che si va tra le persone, si degusta, si condivide e si conosce queste specialità. No? Posso chiedere se avevi una piattaforma per promuovere un prodotto, un vino, un salumi, un produttore di formaggio, che vuole un tipo di plug, come si diciamo in inglese, no? Qualcuno che si dice, cavolo, mi piace così tanto questo produttore o questa persona, questa cosa, chi potrebbe essere? La mia passione per questo prodotto, questa persona è importante, voglio sapere. Allora, dammi un'idea, uno a testa di chi possiamo parlare, promuovere su questa puntata del podcast. Parliamo di produttori. Quello che vuoi. Potrebbe essere anche una persona che si dice, no, questa è una persona importante che deve essere riconosciuto per il lavoro che lo fanno con i bambini, per esempio, o qualcos'altro. Dammi un'idea. Allora, usciamo dal mondo enogastronomico, entriamo nel mondo della musica. Dalla musica, bello, perfetto. Il mio carissimo amico Rudy Fantin. Rudy Fantin. Pianista, produttore, arrangiatore. Ok. È una delle persone con la maggior cultura musicale e con le maggior capacità musicali che io conosco. Perché può suonare a un grosso festival jazz, può dirigere un'orchestra sinfonica, può arrangiare un'orchestra sinfonica, dirige cori gospel, è direttore musicali di Cheryl Porter, che comunque è una cantante americana che ha milioni di follower su YouTube. Chi è? Cheryl Porter. Cheryl Porter. E Rudy è il musicista dei musicisti. E lui è friulano? Lui è friulano. Di dove? Originario di Atisana e risiede a Pasian di Prato. E quando farà il concerto lui? Quando possiamo incontrare questo fenomeno? Seguite i suoi social, c'è sempre in giro. Ok, bello, ripeti il nome? Rudy Fantin. Rudy Fantin, io vado a cercare subito. E tu, Fabrizio, chi sarebbe il tuo scelto? Vi riporto un attimo a quello che facciamo e quindi ne ho uno per categoria. Ok. Se mi puoi permettere. Dipende quante categorie. Quella del se vino. Ci sono 40, no, per se me, ci sono 4, sì. Per me è sempre funzionato comunque, come dicevi tu, la persona. Ok. Quindi per quanto riguarda il mondo del vino, visto che comunque anche tu, Wayne, e anche Alessio siete super appassionati di questo settore, uno del gruppo, che è l'unico al momento entrato a far parte del gruppo, perché è anche comunque una persona che nel tempo, negli ultimi 10 anni è entrato di prepotenza tra le mie amicizie, ci eravamo conosciuti da bambini. Si chiama Alessandro Perini e produce il vino a Savorgnano. Ok. Sì, lui è un mio coetaneo e okay. Di lui mi fido ciecamente. Poi tra i produttori di formaggio, oltre ai più conosciuti che tutti appunto apprezzano, a me piace sottolineare una persona che ha una manualità unica e si chiama Katia Canciani. Lei non è allevatrice di capre, ma lavora il latte di capra su a Capre Felici a Pegliano. Ok. Ed è una persona che fa parte anche lei del gruppo ed è una artista, perché produce anche per conto suo e espone in alcune mostre anche delle ceramiche. Bello. Sì, le decora e quindi è una mano unica. Prima del Covid pensa che era un'orfa. Lei lavorava in una fucina sua a Cividale. Ok. Quindi creativa al massimo. E ovviamente tra i produttori di salumi non posso non citare l'allevatore, sì, Paolo Rodaro, perché abbiamo, guarda, l'allevatore più vicino di Mangalitsa o è in Slovenia o è in Emilia, quindi siamo fortunatissimi ad averlo qua da noi. Esatto. Per Alessia Moschioni, la figlia di Michele, bravissima dal mio punto di vista con il latte di capra, anche lei, e concentra il sapore in una maniera unica. E
poi persone incredibili. La Colla Musa, no? Come si chiama la sua azienda? La Sang la Mussa. La Sala della Musa, a esatto. Gagliano, sì, Esatto, sì, sì. sì. No, bravissimo. Sì, a me piacciono perché sono concentrati sui formaggi, sì, lei e il marito, Sì. sì, non so comunque riescono a esaltare e lavorare in purezza Bravo. sì, questo latte. Sono duri come la valle di origine, ma sono bravissimi anche i fratelli Gambon, che oltre a portare avanti ancora la produzione delle pitine, la loro è la migliore, Bello. adesso da 5 anni hanno un gregge di pecore sarde e hanno riscoperto anche l'allevamento delle pecore in regione. A produrre formaggi di pecora sono soltanto in 2, quindi Tramonte di Sopra e Sistiana. Loro producono da alcuni mesi un formaggio unico che abbiamo portato anche in giro agli stellati triveneti, e non c'è ancora un cuoco che non abbia detto che è buono questo formaggio salato di Tramonti. Quindi anche i formaggi di pecora te lo porterò a assaggiare, così ti rendi conto da solo che Volentieri. sono cose, ce ne sono talmente tante, Wayne, di persone che meritano essere citate, che mi sto accorgendo che uno sconosciutissimo che però avrebbe tantissimo da raccontare. Penso che faceva l'orologiaio in Toscana Ok. e 15 anni fa ha detto boh, basta. Adesso a Sesto Arregana hanno un piccolissimo allevamento di capre e si chiama Fabè. Hanno vinto un sacco di premi in Veneto su questa produzione lattiero-casearia, e tutto quello che tocca diventa dorato. Ok, bello. Non nel prezzo ma nella sostanza. E Luca è una... E incredibile. si può trovare l'informazione per tutte queste persone sul sito di Degustare? Uno dei progetti appunto partito da Dennis e adesso li metteremo pian piano in pratica, è proprio di creare dei database in cui si trovano tutte informazioni di Sì, centinaia, sì, come ordine di importantissimo grandezza questo. sono centinaia, Sì, sì, le sì. realtà produttive non vitivinicole, e sì, io mi occupo di gastronomia soltanto, Ok. quindi sono centinaia e meritano Sì, essere perché condivise. anche questo secondo me è importante, di avere un tipo di elenco, di un tipo di Sì. referenza in questo modo, perché adesso io voglio mandare le persone che ascoltano il podcast per trovare queste Ha voglia. persone, allora, e trovare questi elementi, queste eccellenze che state provando Guarda, di attirare ti l'attenzione. ringraziamo Wayne, perché dovevamo cogliere la palla al balzo in qualche modo e tu hai servito su un piatto d'argento questa situazione, perché in più occasioni con Dennis ci siamo detti troviamo il tempo o il modo per iniziare a mettere giù tutto quello che comunque in più di 10 anni di curiosità ho cercato o comunque si è condiviso in giro, e bisogna adesso metterle nero su bianco da qualche parte. Essendo in tante persone abbiamo comunque trovato un sistema per organizzarci meglio da quello che non si vede al pubblico, no? Perché Ok. sennò sprechiamo un sacco di energie solo in comunicazione via WhatsApp e non cioè non Esatto. vediamo tutti. No, volevo dire delle cose, tornando indietro, rivolgendo il nastro un attimo, riguardo al consumo del vino da parte dei giovani. Ok. E se io torno indietro nel tempo, a quando avevo 14 o 15 anni, Allora 10 anni fa. ben di più, diciamo a metà anni 90, diciamo così. Ok, va bene. Era normale che anche quando avevi 13 anni ti versassero un bicchiere di vino. Non certo. pieno, metà. No, metà, Dopo- forse un po' di acqua. Dopo magari a 13 anni non ti piaceva, non lo bevevi, come la birra, no? Esatto. Però non era demonizzato come adesso. Bravo. Cioè, il 14enne di 30 anni fa non aveva la percezione che il vino fosse qualcosa di proibito, aveva la percezione che non gli piaceva. Dopo magari avrebbe capito in seguito. Se noi Giusto. diamo subito questa idea che è proibito, alla fine
i ragazzi vanno a cercare quello che è proibito. Ma certo. E dalla ricerca arriva l'abuso. Esatto. Quindi Esatto. certe Ma cose... sì, ma secondo me questo fa parte del problema. Anche io, quando ero giovane, Tutti. Io, perché non si può bere fino a 21 anni. E allora quando arriva a 17 vuoi cercare un po' di birra, un po' di vodka, un qualcosa, dopo sì, esatto, Poi si tutto va. subito. Esatto. E invece trattando alcol come un alimento, come una cosa quotidiana, diventa meno misterioso, meno attraente. Viene normalizzato. Normalizzato, La parola esatto. corretta. E secondo me questo è molto importante. Non sto dicendo che dobbiamo far bere i ragazzi, però sì, questa idea di introdurre il vino, soprattutto il vino, con degli amici, sì, con della famiglia, sì, secondo me è importante. Giusto? In questo in certi contesti si fa, perché io so che per esempio i ragazzi che frequentano l'agrario o il Parino da cui lei a Cividale Ok, fanno il primo corso di sommelier ice da studenti. esatto. Quelli che hanno compiuto 18 anni, quindi magari gli ultimi 6 mesi di lezione, quando passa l'anno. Esatto. Ed è corretto. È E correttissimo. trovi quando vai in cantina, magari una cantina un po' più rinomata, che hai magari il figlio che ha 17-18 anni, ti sa dire cose che a livello tecnico, proprio di produzione del vino, che tu neanche ti aspetteresti. Esatto. E poi chiaramente la parte di assaggio, di comprensione del linguaggio, del comunicare il vino, che ce Bravo. l'hai già a 18 anni. Sì. Se tu vieti queste cose qua, comunque dai un'impressione di scarsa sanità nel consumo, ottieni l'effetto diverso, ma lo sentiamo sempre, no? Perfetto. Si consuma poco, si consuma male, non si vuole, dealcolato. Sì, triste queste cose. No, molto bravo. Ragazzi, io voglio ringraziarvi perché è stato veramente interessante sentire del vostro progetto e cosa fate e questi tutti i nuovi nomi anche per me di produttori di formaggio e tutto quanto è stato molto educativo anche per me. Allora dobbiamo assolutamente fare in modo che elencare tutte queste menzioni che abbiamo fatto. Allora, se qualcuno volete trovare voi, dove si trova? Degustare in compagnia. Degustare in compagnia ha diverse pagine. Ok. È iniziata come pagina Instagram, poi è arrivata un'altra persona e si è incaricata di seguire social Facebook. Ok. È arrivata un'altra persona e ha fatto il sito. Il sito E è segue il importante. sito. È arrivata un'altra persona ancora adesso e vorrebbe seguire un altro social che... Sei d'accordo tu? TikTok. TikTok. Facciamo anche sì. balletti su TikTok. Ecco. Vabbè, insomma, per i giovani è importante. ecco, ce n'è un po' per tutti, insomma. No? Abbiamo anche un canale WhatsApp per i boomers. Ok. Per la gente che non ha i social abbiamo una lista di eventi dove si possono trovare comodamente su WhatsApp, e WhatsApp ce l'hanno tutti. Esatto. Anche mia madre che ha 74 anni, quindi Bene. non puoi non trovarlo. No, Esatto. Angelo Floramo non ha WhatsApp, risponde solo alle mail e ha un telefono. Se non hai WhatsApp hai Telegram, qualcosa così. Allora deve fare anche il canale lui ha Telegram. un telefono Sto scherzando. proprio... Manderemo SMS. Ok, il dumb phone si dice. No? Esatto. Bello. E l'ultima domanda, e dopo chiudiamo il podcast, il futuro. Cosa volete, cosa aspettate nel futuro per questa organizzazione? Mi aspetterei intanto che continui a creare, a generare curiosità, come lo sto facendo in questi ultimi mesi, che ci siano sempre più persone curiose che aderiscano appunto al progetto in altre regioni, in altre nazioni. Ovviamente, come dicevi tu all'inizio, ci sono già persone che vivono e lavorano all'estero e che insomma pian piano si faranno conoscere. E, mi piacerebbe che l'idea di promuovere ognuno di noi il proprio territorio non fosse legata al profitto, come idea di base, quella che condividiamo noi. Quindi se uno vuol dedicare del tempo a, come sta facendo Alessio, altre persone, a anche lavorare senza far sapere che
che sta facendo qualcosa per il gruppo, piuttosto che organizzare direttamente, piuttosto che selezionare, piuttosto che formarsi, perché è importante ad esempio che ci sia una continua formazione di persone che approfondiscano i propri interessi e passioni e possono diventare lavori. Ad esempio, io la prima cosa che dico è: sì, puoi entrare nel gruppo, ma se tu sei un produttore puoi anche creare un evento autoreferenziale. Quindi se vuoi, da produttore di ortaggi, focalizzarti in un laboratorio in cui ti autopromuovi, fallo. Scusa, ci sono tanti produttori che fanno parte del gruppo che sono produttori di formaggi o di altro. È sufficiente che una volta all'anno, insomma, organizzino nella loro attività. Possono organizzare un evento proprio, allora non deve Esatto. essere organizzato da voi, e dire ok, noi facciamo questo evento e voi si promuove, pubblicizza questa informazione tra le persone che vi seguite. Noi al momento, noi al momento veicoliamo tutto con una locandina, giusto così figurativa, no? Giusto per dire, abbiamo una locandina Instagram che poi gli facciamo girare per rendere il tutto più omogeneo, più condivisibile tra di noi, ma in futuro magari potrebbe essere qualcos'altro, insomma, no? Quindi l'idea di base è che il gruppo continui a portare avanti la propria filosofia, che è quella di promozione solo non profit, tramite i social, solo quello, o fai qualche altro canale di promozione? Solo i social media? Per il momento non abbiamo uffici stampa né nulla di tutto ciò, perché, ripeto, non abbiamo la volontà neanche di investire, no? Quello che stiamo facendo lo facciamo con le nostre risorse per passione, quindi senza generare profitti alcuni, anzi, e quindi sì, ti direi che per il momento va bene come stiamo facendo. Allora, l'ultima domanda e dopo chiudiamo la cosa. Deve essere una risposta rapida e la prima cosa che viene in mente: potete fare cena con qualsiasi persona nella storia, con chi lo fai? Una persona. Mi piacciono ancora le donne, quindi scelgo una donna. Una donna, chi? Peggy Guggenheim. Peggy Guggenheim, sì. Fighissimo. Mi piacerebbe conoscerla. E perché? Perché quando lavoravo all'Idea di Venezia un sacco di volte mi hanno invitato nella sua fondazione. Molto bello, sono stato recentemente, molto bello. Mi incuriosisce la sua storia, a me piace particolarmente l'arte. Dopo l'università ho fatto un anno di scuola di mosaico e quindi mi sento legato a quel mondo artistico. Perfetto. E per te, Alessio? Musicista Michael Brecker. Michael? Brecker. Chi è? Sassofonista. Ah, ok. Michael Brecker. Perfetto. E cosa chiede a Michael Brecker? Perché Michael Brecker? Come hai fatto a fare quello che hai fatto? Ok. Tanta fatica e tanta pratica, secondo me. Diciamo che nella musica, secondo me, oltre un certo livello la pratica non basta. Ok. Deve esserci qualcosa che è innato. Benissimo. Grazie ragazzi tantissimo per il tempo dedicato, è molto bella la puntata. Grazie per il vino, grazie per i biscotti e la portachiavi che lo uso. Cookies, ma tu conosci proprio il mio Achille, tendone di Achille si dice, no? Veramente, se vuoi uccidermi, quello è il modo di farlo, perché non resisto. Grazie tantissimo ragazzi. Quindi puoi condividere nello spirito di degustare in compagnia. Stasera ho una cena e lo porto come dessert stasera, che lo dividiamo. Ok, grazie mille. Buona fortuna con questo bellissimo progetto. Grazie. Grazie a voi e ai nostri ospiti per essere stati con noi a La Taverna. Seguirmi su Instagram a La Taverna Podcast e su Facebook a La Taverna Friuli. Non dimenticate di mettere mi piace e iscrivervi al podcast su Spotify, Apple Podcasts e YouTube. E se vi piace il podcast, lasciateci una bella recensione di 5 stelle sulla vostra piattaforma preferita.